ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Ben ritrovati Brescia in tavola, buon pomeriggio Federica. Non ciao! Perché siamo all'aperto, potrebbe atterrare qualche aereo. No! Va bene, oggi la trattoria Villa Glori, che vi invitiamo a contattare perché ci fornisce tutte queste ricette, ci suggerisce i finocchi gratinati. Li facciamo? No, mi fido di te. Ingredienti, di te, dai. Un altro già si era fidato di te e ci è rimasto fregato. Servono i finocchi, la besciamella, l'olio, il grana grattugiato, il pepe, la besciamella, l'olio, il grana grattugiato. Basta, questo serve per fare. Passo ma la ricetta, se no sto anche fino a posto domani. Allora, c'è pumino scartusì. È semplice, costa poco, insomma, veloce. I nos bei scartusì e un tecciato ok. E metto una teglia perché gonde fai che saranno del fure, ancora vimini, mesuretta, seso, dipende da quanto grossa i scartusì. Una volta che gli è coach, i tiro che se che ti ha sbolsega, insomma! Qualche allergia? Che sbolsega? Bolsega! Se mia cosa vuol dire bolsega? Ma che bontà! Raffaella, ma dove è stata tutto questo tempo? In Africa? No, vabbè, no, chiedo come in Africa? Sì, In Africa? In Africa. Ma perché in Africa? Io sono partita dalla bassa e sono andata in Africa sugli altipiani del Kenya. Pure l'Africa è ancora più bassa della bassa, però, No, ma eravamo 1900 metri di altezza. No, qua la cosa. No, fermi tutti. Qua la cosa. Cioè quanti anni fa? Perché andate in Africa? Perché per amore di quello che ho sposato, di mio marito. E che si faceva in Africa sugli altipiani del Kenya? Era stato fatto prigioniero, ha amato l'Africa e quando sono morti i genitori è tornato in Africa. Ma questo mal d'Africa c'è o non c'è? Esiste, perché il mio cuore metà è rimasto là. E da quanto tempo manca? Quando è stata l'ultima volta che ha... Una volta 2 anni fa, prima del Covid, sono andata a trovare i miei amici e tutta la mia famiglia di amici africana. Ma che storia, ma che bello, ma che avventure. Potremmo andare avanti tanto, ma qua serve il bolsega, il bolsega. Bolsega. Oddio, che non stia... Bolseghe. Stavo già intervenendo per aiutarla. La tosse, il bolsega. Tosse. È una tosse particolare il bolsega, non è quella tosse secca. È un po' una tosse di... mica tabella, ecco. Capito Federica, che Raffaella ti dà la pacca al bolsega? Abbiamo scoperto. Ma quanto bella è questa signora, questa ragazza, che si chiama... Il più bel nome, Tiziana. Il più bel nome in assoluto, Tiziana, ma ci avrai pure un nome d'arte. Titti! Perché lei ha il nome d'arte, signora Tiziana? Beh, non glielo posso dire. Bolsega. Tosse. Ma quindi voglio dire, cioè, sai anche, no, c'è anche una cultura dialettale. Sei di Brescia? Sono di Brescia, Doc. Sono stata la seconda bambina nata al civile quando hanno inaugurato il reparto di maternità. Te! Allora aspetta, che grinto te! La Titti. Se lo fa la Titti! Va bene, neanche capito cosa vuol dire bolsega! Tossire! Dobbiamo stare a distanza, stai più lontano. Distanza. Non avanti con la nostra ricetta, se no fonnot. Allora, finocchi, una volta che è coach, i tiro un ferro dal fure, ne mettiamo della nostra bella terrina e in pieno un be della nostra besciamella che gon prepara prima, che la sa fa ovviamente con la farina, il lattino, la noce moscata e la sal. La mettiamo insieme. A casa hanno aiutato a te, le conosci le ricette della cucina? Sì, cattivo. Quindi la besciamella e poi la mettiamo una bella spolverata di grano padano. E mettiamo a moturno del furen, circa alla gradazione prima, fin quando fa una bella gristilina. Il formaggio fa una bella gristilina, bei dorato. E quando tiro in ferro la in contorno per
perfetto. Hai capito? Ah, no, per tutti, perfetto. Finocchi gratinati, viva la trattoria Villa Glori, Patrizia Monni e la loro splendida famiglia. Tu hai paura dei calabroni? Perché Ma no, ma bocca no, ma le mie pulsine! Alla prossima, ciao, grazie.